Notte drammatica in Veneto, 2500 chiamate ai vigili del fuoco, una decina di argini rotti, danni pesantissimi da quantificare. Zaia, i bacini hanno evitato il peggio e ai cittadini fotografate i danni. Poco dopo le 3 la rottura dell'argine del Musone a Campo San Piero, famiglie evacuate, aziende allagate, le lacrime di un imprenditore buttati via 40 anni di lavoro. Altra zona critica, la Castellana, nella Marca da Castelfranco ad Asolo, le voci di residenti e commercianti tra rabbia e disperazione. Danni e disagi anche nel Vicentino e nel Veneziano, tra Isola Vicentina e Malo si punta il dito contro il ritardo dell'allerta, questo ritardo si poteva evitare. Situazione meteo in miglioramento, ma l'allerta regionale resta fino alle 14 di domani nei bacini di Basso Brenta, Bacchiglione, Basso Piave e Sile per il transito del colmo di piena. A 42 anni è nato nel Padovano uno dei Fleximan che hanno colpito in Veneto nei mesi scorsi. I carabinieri di Adria gli contestano 5 raid in Polesine. Domani Papa Francesco riporta il sereno in Veneto. Verona abbraccia il pontefice per una giornata dedicata alla pace dalle 7 del mattino, diretta non stop di Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora il maltempo che ha colpito la nostra regione, situazione molto pesante, quella più difficile a Campo San Piero, dove questa notte, poco dopo le 3, il Musone dei Sassi ha rotto l'argine. Veniamo. Ha rotto verso Rustega, un po' prima del ponte, quello rosso con la Rustega. Noi avevamo come sempre controllato soprattutto i punti più delicati, quelli più critici, dove ci sono i ponti, dove ci sono gli innesti, e stava sfiorando il limite l'acqua. E poi a un certo punto improvvisamente qui è accaduto il fatto, per cui ha ceduto l'argine sul lato sinistro, lato est, non è il lato con il maggior numero di abitazioni, però ci sono parecchie case anche qui e persone che tra l'altro non è la prima volta che subiscono le conseguenze degli allagamenti. Le 3:20 nel cuore della notte, l'argine del Musone dei Sassi dopo ore di pioggia battente crolla e l'incubo per chi vive lungo l'asta di questo torrente diventa una difficilissima realtà. A svegliare i residenti di Soprassalto sono le sirene della protezione civile. La sinistra idraulica viene alluvionata e litri d'acqua con il loro carico di fango invadono una ventina tra case e aziende in via Guizze nella zona di Rustega. 7 le famiglie terrorizzate, recuperate grazie all'intervento delle forze dell'ordine con il gommone dei vigili del fuoco. Stanno tutti bene, purtroppo i danni ci sono in alcuni casi e qualcuno ha avuto qualche problema di paura, di ansia, qualcuno ha avuto bisogno del 118, ma niente di particolare. Ora la sfida è quella di cercare di chiudere più in fretta possibile questa falla che continua a mandare acqua in questo bacino enorme che si è creato e poi di favorire lo svuotamento di questo bacino con delle idrovore molto potenti che posizioneremo riversando l'acqua nuovamente sul Musone dei Sassi. Le scuole sono rimaste chiuse per tutto il giorno nel comune che, oltre all'argine del Musone, ha fatto i conti con il rischio esondazione dei corsi d'acqua minori. Allagamenti minimi hanno interessato anche l'ospedale. Il lavoro di chiusura continua senza sosta anche in queste ore in condizioni difficili, con un argine che, frollo d'acqua, rischia di franare sotto il carico di camion e ruspe. A ore sarà dichiarato lo stato di emergenza. L'incubo continua a essere realtà. Tante storie di disperazione tra le famiglie e le aziende di quest'area. Siamo andati dalla famiglia Vedovato in via Guizze San Pietro. Vediamo. È una specie di lago quello che è entrato all'interno di questa azienda che da 40 anni produce imballaggi. Il signor Franco ci sta facendo fare quello che mi viene da dire è il giro della desolazione, della devastazione. Signor Franco, pensava una roba del genere? Non avevo mai pensato a una cosa di questo genere qua. Io pensavo 10 cm di acqua, 20, perché il capannone è abbastanza altino anche l'aspetto in fondo.
però questa rottura di un metro di acqua con tutto questo fango per terra non sapevo queste cose qua. Ecco, lei è molto preoccupato ovviamente per tutti i macchinari, per il materiale per la consegna, per... Quello là meno, il materiale da consegna, eccetera, i macchinari non possono più partire. 8 i dipendenti, un'azienda aperta dal 78, signor Franco. Sì, sappiamo. Una vita davanti agli occhi di Franco Vedovato, che questa azienda l'ha creata nel 1978. Allagata la ditta, allagata anche la casa. Il panorama è desolante, l'argine ancora rotto, l'acqua dalle 3:20 di stanotte non ha mai smesso di entrare, trasformando la Regolenale in un lago. Molti parenti accorsi per aiutare, da stanotte qui non si fa altro che spazzare acqua e fango. Gli strumenti del mestiere sono diventati le scope, tutti indossano gli stivali, sono in azione le pompe. Signora, un disastro, lei prima aveva le lacrime agli occhi. Una catastrofe inimmaginabile. Se vuole andare dentro a vedere, l'acqua è venuta con una forza che non ci siamo neanche resi conto. Dicono abbia rotto alle 3. E mia mamma si è accorta perché il cagnolino piangeva, si lamentava, ha chiamato i vigili, è scesa dalle scale e ha trovato la casa allagata. Primo passo: liberare case e aziende dall'acqua, poi si penserà alla conta dei danni. Ed il punto sul maltempo da parte della Regione. Questa mattina alla sede della Protezione Civile il governatore Zaia e l'assessore Bottaccin. Sentiamo. 1.400 volontari, Vigili del Fuoco 250 volontari, 2.400 chiamate, 10 rotture arginali sostanzialmente già quasi ripristinate. Se ci metto questo quasi perché comunque c'è ancora Campo San Piero, che è una rottura importante ma che è in fase di lavorazione dalle 5 di questa mattina. La macchina operativa che ha fronteggiato il maltempo ha funzionato evitando un disastro. L'ha sottolineato il presidente Zaia facendo il punto della situazione nella sede della Protezione Civile a Marghera. Una decina gli argini rotti lungo i fiumi a fronte dei 32 nel 2010, allagamenti nelle abitazioni, lungo le strade, frane e la chiusura di un tratto della pedemontana. La criticità più preoccupante a Campo San Piero con la rottura dell'argine del Muson e i casi Venezia con 110 centimetri di marea ma allagata a causa del violento temporale e Castelfranco. Questo sta a dimostrare che il tema sono le bombe d'acqua e questi temporali che sono susseguiti. A Castelfranco i problemi li abbiamo avuti con la Venale, perché per quanto riguarda il Muson, pur essendo ai limiti, il Muson anche con la cassa di espansione, col bacino di laminazione in funzione, non è stato il responsabile dell'allegamento di Castelfranco. Fondamentale la realizzazione delle opere idrauliche. Aver fatto le opere, i bacini di laminazione, aver fatto un sacco di messa in sicurezza degli argini, oltre 2.400 cantieri, ha evitato il peggio. Si consideri che abbiamo avuto piovosità di un'intensità che mai si è vista nella storia. Resta da fare sicuramente ancora opere. Voglio ricordarvi che l'ho già detto con l'ultima alluvione di 3 mesi fa, che noi saremmo pronti a mettere a terra almeno 1 miliardo di euro di opere, soprattutto di rinforzi arginali. Ve l'ho detto in tempi non sospetti 3 mesi fa e penso che questo Paese dovrebbe scegliere il modello Veneto, un piano Marshall a tutela del dissesto idrogeologico. Inutile andare avanti a pagare danni, è meglio pagare opere. Zaia poi lancia un messaggio ai cittadini. Si documentino i danni, quindi si facciano le fotografie, se si fanno spese, si mettano da parte le ricevute, si raccolga tutto questo materiale, si porta, il Comune ne farà una raccolta per le singole posizioni, dopodiché i diversi comuni le portano in Regione, la Regione redigerà quello che è il piano di richiesta dei danni a livello nazionale. Cosa ci si dovrà aspettare nelle prossime ore? Qualche piccola precipitazione nelle prossime ore, ma non degne di nota e molto localizzate, che quindi non creeranno danni in generale. E martedì ci sarà un altro evento, sicuramente meno impattante rispetto a quelli che abbiamo avuto nelle ore trascorse, quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente io sottolineo la tempestività degli interventi. Resta però l'allerta fino alle 14 di sabato nei bacini del Basso Brenta, Bacchiglione e Basso Piave, Sile e bacino scolante in laguna per il transito del colmo di piena. Tra le situazioni più difficili quella a Castelfranco e l'intera Castellana con l'esondazione della Venale che ha mandato parte della città sott'acqua. Il disastro era annunciato comunque, questa è la cosa che mi fa rabbia, perché si poteva fare sicuramente qualcosa per evitare tutto questo. Siamo proprio alle pezze,
Cioè, con quest'altro episodio veramente dobbiamo valutare cosa fare del nostro futuro. Questa è la verità. Ci sono rabbia e sconforto nelle parole di Massimo Diana, negoziante del centro di Castelfranco Veneto. A ridosso di Piazza Giorgione sono tante le attività finite sott'acqua e in molti lamentano l'assenza di preavviso. Penso si potesse un po' prevedere, dato che ore prima era successo a Vicenza che erano già andati sott'acqua. Un bel scossone, insomma, perché nessuno, penso, se lo aspettasse. Eravamo un po' impreparati perché non era stato segnalato nulla. E quindi adesso cerchiamo di rimettere in piedi tutto al più presto. Una cosa così io non l'ho mai vista, sembrava l'apocalisse, una cosa proprio mai vista. Tutta quest'acqua io non so da dove venisse. E il problema è che adesso ho ancora acqua perché ho il muro, continuiamo a tirare su acqua. Non ci voleva, ragazzi, non ci voleva. Spettrali gli scantinati, usati come magazzini, tanta la merce letteralmente da buttare. Avevamo l'acqua alta fuori che entrava su tutti i negozi, eccetera, eccetera. E qui sotto tutto allagato. Noi qui abbiamo avuto dei problemi, sì, ma noi abbiamo anche le condutture del canale qui che entrano, quindi è tutto un po' un qui pro quo. Ma la situazione forse più critica è nel quartiere di Bella Venezia, dove è rimasta chiusa anche la farmacia. Colpiti soprattutto i mobili e probabilmente i computer, ma non si può sapere fino a che non ci sarà di nuovo la corrente. Ieri sera abbiamo trovato il disastro, poi stamattina sono arrivati i primi soccorsi. Era successo 27-28 anni fa, ma non così forte, che era sempre staripato la venale, ma non così che tracimava dai lati. Ivo Sponchiado, pizzaiolo, stava rientrando a casa dal suo locale. La sua storia è quella di una tragedia sfiorata. Questa è la mia macchina e sono arrivato qui ieri sera quando è arrivato lo scroscio e la macchina si è impiantata. Sono stato ospitato nell'auto di signori che abitano qua un po' più avanti. Stamattina con l'acqua al ginocchio sono riuscito ad andare a piedi, capotandomi anche perché non vedendo con l'acqua al ginocchio c'era tutto coperto. Mi sono anche capottato, quindi ho fatto un bagnetto. Dopodiché è arrivata mia moglie dall'altra parte con la macchina della pizzeria e mi ha recuperato e sono andato a casa. A Bella Venezia c'è anche Roberto Trentin che in pochi minuti ha perso tutto. 40 anni della mia vita. Dai mezzi, dal posto dove vivevo e tutto quello che ne consegue, l'abbigliamento, tutto. Mobilio, qualsiasi cosa dove uno risiede a casa. Non ci sono parole, ecco, diciamo che in 20 secondi da quando l'acqua ha buttato giù il bascolante dopo non c'è stato più niente da fare. Da Castelfranco a Isola Vicentina, dove 400 abitazioni sono state invase da acqua e fango, corsa alla solidarietà per aiutare i residenti. La breccia nell'argine dell'Orolo è già stata riparata a Castelnovo di Isola Vicentina. Qui l'altra notte, poco dopo le 23, l'acqua del torrente ha improvvisamente iniziato a salire minacciosamente, cogliendo di sorpresa gli abitanti. Verso mezzanotte il fiume è iniziato a tracimare in più punti, ma al varco nell'argine è stato il devastante colpo di grazia. Questa parte del paese sorge sotto il livello del fiume. In pochi minuti cantine e scantinati sono stati inondati da acqua e fango. In pochi sono riusciti a spostare le auto dai garaggi interrati. Oggi in via Roma si presenta così, con tutte le masserizie infangate accumulate lungo il marciapiede in attesa di essere raccolte e smaltite. Uno scenario desolante. Aiuto mio figlio io, basta. Avete già idea di quanti danni? 2 macchine intanto della famiglia e più il resto. È stata una fortuna che mio figlio stava finendo di giocare con l'Xbox, se no non ce ne accorgevamo nessuno. Io sono venuto giù di corsa perché mi ha chiamato lui e c'era già l'acqua che veniva giù. Qua non si è accorto nessuno, io ho suonato i campanelli. Da lui purtroppo è stato troppo tardi perché era già saltata la corrente, non se n'è accorto. Le macchine sue sono rimaste sotto l'acqua, è un macello. È capitato altre volte, però non è mai successo. Anche gente che è qua da 60 anni non ha mai visto una cosa del genere. Insomma, ecco. E venire fuori il fiume così non è mai successo. Adesso stiamo pulendo i garage perché là avevamo l'acqua abbastanza alta, ci ha coperto tutte le macchine. Fra un po' ci arriva anche il caratrazzi per la macchina e dopo arriva quello per l'altra. Adesso sì, stiamo abbastanza mettendo via il tutto. Per fortuna che ci hanno fatto il deposito in fondo là e adesso sì,
Una cosa incredibile, non ve l'aspettavate, è stata una cosa... No, infatti. Avete dato una mano, state dando una mano a chi abita? No, questa è la casa di mia moglie. Ok. E allora, questo è il mio genero. Io sono venuto a dare una mano giusto per solidarietà. Qual è la situazione in generale? È un bel disastro, Però insomma siamo veneti, ce la facciamo. Sì, questo assolutamente, per fortuna che siamo veneti. Situazione critica nel Vicentino anche a Malo, dove sono crollati ieri 2 ponti e dove oggi si fa la conta dei danni. Io la sera che l'acqua è venuta fuori da lì sono andati a vedere e c'erano tutte le ramaglie, i pianti, i detriti che facevano da ostruzione al ponte. L'acqua tracimava sopra il ponte e poi il resto è venuto giù di qua. E lì è stato... Quindi è proprio una cosa precisa, insomma, manca la manutenzione. Non c'è assolutamente manutenzione, ma secondo me non solo qui nel nostro territorio, a partire dalle origini del torrente, da Schio o su di là. Il disastro poteva essere evitato. All'abbassarsi del livello dell'acqua ora sono le polemiche che vanno a gonfiarsi. C'è chi lamenta il mancato preavviso con opportuni allarmi, chi denuncia l'apertura in ritardo dei bacini di laminazione, chi sottolinea l'eccessiva cementificazione senza le opportune misure di contenimento dei torrenti. Sono in molti a sostenerlo, tra gli intervistati oggi a Isola Vicentina, come anche più a nord, a Malo, dove i torrenti, oltre ad aver distrutto 2 ponti, hanno sommerso per oltre 1,5 metri la zona industriale di Monte di Malo. È uscita un torrentello qui a nord della zona industriale che è sceso in strada e la strada ripida ha portato giù un bel po' d'acqua, ma è arrivata tutta in un momento. Qui, se vedete, le vetrine sono saltate perché una volta che è arrivata a un livello alto ha buttato giù le vetrine, i portoni in fondo, è stato il disastro, ma non solo qua. Tutti i vicini, il vicino qua è 1 metro sotto, lui si è salvato per un pelo perché era giù in garage e voleva salvare le macchine, e che per una poca cosa, perché dico se fosse stata una cosa grande, uno straripamento no, per una cosa che si poteva evitare un disastro del genere, perché se andate su ci sono industrie che decine di milioni appena fatte che è una cosa fuori non ha senso a subire questi danni per una cosa del genere. Io ho visto qui c'erano delle persone che hanno dato una mano. Però la rete non ha funzionato, o sì, secondo lei? Potevano fare diversamente? Potevano. Fatica a dire se potevano fare diversamente. Il tempo è quello che è, che anche ieri sera aspettavano un'altra ondata, invece non è arrivata per fortuna, e allora va bene così. Pesanti disagi anche nell'area di Cittadella, siamo andati nella frazione di Santa Maria. L'acqua era veramente, la pioggia era veramente torrenziale, veramente spaventoso, ecco, da vedere e anche da viverci. Lei è Iva Antonello e vive in via Casebianche a Santa Maria di Cittadella, frazione particolarmente interessata, assieme alla zona di Facca, dalla pioggia scrosciante di giovedì sera. Acqua ovunque, fango ovunque, i fiumi, i canali sono tracimati invadendo le strade e le case. Il comune, volontari, protezione civile, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, così come i residenti che si sono trovati l'acqua sporca in casa. Tutto in poche ore di paura. Il sindaco Piero Bona ha parlato di un evento tragico. Un evento che non si è mai visto. Normalmente sì, abbiamo qualche zona che soffre un po' di allagamenti quando c'è la classica bomba d'acqua, ma qui la situazione era veramente tragica. Era violenza con cui, esattamente, è stato ha tracimato tutto e qui è arrivata proprio fango anche. Fango. E quella è la cosa peggiore. Peggiore, fango, sì, tutti legni, senza contare i vermi, i pesci. Una delle questioni sollevate dalle residenti è relativa ad alcuni lavori di manutenzione che sarebbero stati fatti nel canale vicino alla casa allagata, che secondo loro avrebbero accentuato la problematica. Quest'argine qua era tutto alberato e già quello teneva molto, capisce? Loro dicono di no, che anzi togliendo là hanno fatto che prima l'acqua non entrava magari di là, andava sul bosco di là e adesso entra tutta di qua. E dopo non le dico la puzza, insomma il disagio di questa notte, insomma, ecco. Io, mio figlio e mia nuora abbiamo continuato a buttare fuori acqua, ma tantissima.
Una cosa del genere non si è mai verificata? No, bisogna dirlo questo. In effetti, già una ventina d'anni fa c'è stato un altro allagamento sempre in questa zona, però molto molto diversa. C'era una cosa pazzesca stanotte, pazzesca. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata all'ondata di maltempo, alla conta dei danni. C'è ancora tempo per una notizia di cronaca, perché è stato individuato e denunciato dai carabinieri il presunto fleximan della provincia di Rovigo. È un 42enne nato a Padova, residente in Polesine. Gli contestano 5 episodi, 5 casi di autovelox segati con il flessibile in provincia di Rovigo. Fleximan, almeno quello polesano, è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Adria. Il fantomatico vendicatore degli automobilisti dal piede pesante sull'acceleratore è un 42enne nato a Padova e residente in Polesine. Secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe proprio lui l'autore di 5 attentati ad altrettanti autovelox nel Rodigino. L'ultimo a Rosolina il 3 gennaio scorso lungo la statale 309 Romea. Prima ce n'erano stati 2 a Bosaro a maggio e luglio del 23, altri 2 la vigilia di Natale a Corbola e Taglio di Po. Identiche le modalità. Il palo che sorregge l'autovelox è stato segato di netto con un flessibile. Nell'abitazione dell'uomo i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato elementi utili all'indagine. Il 42enne è accusato di danneggiamento. Dopo la storica emozionante giornata di Venezia, Papa Francesco torna in Veneto domani a Verona nel nome della pace, un evento che Antenna 3 vi racconterà in diretta con una nuova edizione straordinaria dei nostri telegiornali a partire dalle 7 del mattino per seguire passo dopo passo con i nostri inviati le nuove tappe del viaggio del Pontefice. Domani dunque diretta su Antenna 3 a partire dalle 7 del mattino. Grazie ancora per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.